Come municipio ci integriamo fortemente col settore della ricerca perché c'è un gruppo di colleghi che sono circa 420 persone che lavorano dedicati alla ricerca e all'innovazione sulle nuove tecnologie, per lo sviluppo di nuove soluzioni, per lo sviluppo dei nuovi servizi. Abbiamo attivi più di 80 progetti di ricerca, abbiamo 5 laboratori di ricerca e investiamo direttamente noi 40 milioni di euro all'anno appunto in questi progetti. Come interveniamo? Stamattina si è parlato di come sta evolvendo il mercato, come stanno evolvendo le necessità e le richieste di servizi. E quindi anche noi che stiamo sul mercato e poi siamo qua anche in un alveo universitario dove si parla di economia aziendale, le aziende stanno in piedi se fanno ricavi ma soprattutto se fanno margini. E quindi stiamo molto attenti a quelli che sono gli interventi e alla sostenibilità degli interventi. Sostenibilità non soltanto economica ma una sostenibilità complessiva di tutti i progetti. Quindi collaboriamo con le città perché parliamo di città aumentate, quindi aumentare le città, aumentare i paesi di qualsiasi dimensione, perché poi noi collaboriamo con le grandi realtà metropolitane, Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, ma abbiamo anche clienti di medio-piccole dimensioni fino ad arrivare anche a comuni di poche migliaia di abitanti. Quindi aumentiamo le città. Aumentare le città, queste sono le parole chiave attorno a cui ruota il nostro intervento. Parliamo di efficienza, parliamo di efficacia, di semplificazione. Dove interveniamo? Sulla mobilità, grazie alle nuove tecnologie. Come interveniamo? Interveniamo nel supportare i progetti, nel collaborare con gli enti, nella realizzazione, dove possiamo intervenire anche direttamente partecipando con iniziative in project financing. Sul tema specifico di cultura e turismo, perché questo è poi l'oggetto del mio intervento, noi complessivamente interveniamo a 360 gradi sugli enti, quindi offriamo servizi a tutto tondo, ma adesso ci concentriamo un attimo in quest'ambito. Quest'ambito qual è? Qual è la vision che abbiamo dato alla business unit di cultura e turismo? Quella che la valorizzazione culturale e turistica è una linea strategica per riattivare progetti di sviluppo locale. Quindi sviluppare il territorio, valorizzarlo, renderlo fruibile a chi lo abita, a chi lo frequenta e anche e soprattutto a portare nuovi frequentatori del territorio. Questo però non con degli interventi uguali, replicati. Perché? Perché, come è scritto lì, l'identità del luogo e l'unicità del patrimonio sono unici per ogni singola realtà, per ogni regione, per ogni provincia, per ogni comune. E come facciamo intervenire? Queste attività le facciamo attraverso le nuove tecnologie. Qual è l'offerta che mettiamo a disposizione? Ci occupiamo su questi tre asset qua, la componente di destination management, il marketing promozionale, la visitor experience. L'approccio è un approccio orizzontale, non possiamo più parlare di singoli interventi verticali su singole soluzioni o su singoli componenti, ma deve esserci una visione complessiva, come si dice end-to-end, dell'intervento. Che quindi promozione e marketing, quindi portare le persone sul territorio, dargli una motivazione per farle venire sul territorio, fargli vivere il territorio. Nel fare tutto questo, nel tempo passato ci siamo anche dedicati un po' a studiare quello che è il contesto e questo è quello che vi proponiamo dal nostro punto di vista. Abbiamo visto che la spesa in cultura e ricreazione delle famiglie italiane sono più di 71 miliardi di euro all'anno. Di questi, 31 miliardi sono specifici per servizi ricreativi e culturali, quindi quello che si spende per andare al cinema, per andare a teatro, per ascoltare la musica, per frequentare i musei e i territori. E c'è un trend di crescita, come avevamo visto anche nei dati presentati questa mattina. L'altro aspetto interessante che abbiamo rilevato è quello dell'aumento dei turisti stranieri, quindi ci ritroviamo con i dati presentati appunto stamattina. Nei dati rilevati 2016-2017 c'è stato un aumento degli stranieri di quasi il 12%. Le motivazioni ce le hanno spiegate
anche per fattori esterni ci sono stati questi aumenti. Però in quest'ambito qui vi farei notare una cosa, il trend di crescita di quella che è la spesa nell'ambito della vacanza culturale rispetto alle vacanze di altro tipo. Quindi vedete che la linea blu come cresce nella parte di spesa rispetto alle vacanze di altro tipo o di quelle tradizionali. E la domanda? La domanda, abbiamo visto che le persone cosa facevano? Prima in sostanza andavano a vedere i posti e a fare qualcosa. Oggi abbiamo visto, come ci hanno presentato anche prima, le persone vogliono fare esperienze, vogliono vivere, sentire i luoghi, vogliono sentirsi partecipi dei luoghi, quindi anche toccare con mano quelle che sono le cose. Quindi vogliono avere delle esperienze emozionali. Per quanto riguarda poi il contesto che abbiamo studiato, anche quello di una presenza di molti musei a livello locale, che sono, come dire, l'attenzione, la cura della comunità locale, dove la comunità locale ci si specchia, vede le proprie tradizioni e anche la continuazione delle proprie tradizioni. Però nel contempo che cosa succede? I potenziali ci sono enormi potenziali in quest'ambito, però ci sembra di rilevare che siano poco sfruttati. Poco sfruttati perché? Perché non c'è una sostenibilità fondamentalmente. Sostenibilità da che cosa? Dal fatto che per tenere aperti questi musei occorre avere dei budget importanti, perché per farlo bisogna farlo bene, se no la gente non ci viene, e quindi ci sono problemi legati a poco personale, agli orari di apertura, di poca integrazione con altre attrattive turistiche, sia del territorio, ma anche l'altro aspetto è quello proprio di una fruizione che avviene in modo tradizionale. Siamo ancora un po' fermi al fatto di vado lì e vado a vedere, non ho nessun tipo di coinvolgimento dal punto di vista emozionale. Quindi in sostanza, come un po' il filo conduttore dei vari interventi che mi sembra di aver rilevato nell'arco della giornata, il turista oggi vuole fare, vuole vivere, vuole condividere. Quindi noi come possiamo intervenire? Attraverso l'innovazione e attraverso le nuove tecnologie. Quindi che cosa vuol dire? Innovare, l'avete sentito anche nell'intervento precedente, non è che si fa e si definisce un percorso, si definisce un gioco, si definiscono delle esperienze e quelle sono e quelle rimangono nel tempo, ma è una costante innovazione, un costante adattamento nel tempo di quelli che sono questi aspetti di valore e delle percezioni. E quindi in un qualche modo coniugare l'innovazione con le tecnologie è fondamentalmente fare l'edutainment. Qui dove giocano? Giocano forti le nuove tecnologie, quindi quello che noi mettiamo a disposizione, quello che possiamo mettere a disposizione per costruire delle soluzioni, ripeto, sostenibili completamente, quindi grazie a queste nuove tecnologie, quindi la realtà virtuale, la realtà aumentata, si possono usare gli ologrammi, quindi vedete questa interattività tra il fruitore e i beni che ci sono o quelli che vengono anche ricreati nell'ambito della location. Possono essere create nell'ambito delle mostre degli ambienti immersivi, quindi dove il frequentatore va, si trova immerso e si trova a vivere tutte queste tecnologie che vengono messe a lui a disposizione. C'è l'aspetto della gamification, che quello del gioco non è un aspetto banale, perché è uno dei motivi principali per cui le persone usano lo smartphone e vanno su internet, è la seconda motivazione per cui si usano i sistemi su internet. Questo sistema qua, poi vi farò vedere anche un breve filmato di un'esperienza che abbiamo fatta, è un sistema di engagement molto importante per il coinvolgimento del frequentatore in modo che possa tornare a casa, possa coinvolgere anche altre persone nell'ambito di quella che è l'esperienza che lui ha fatto e dove è venuto da noi. L'altro aspetto è che possiamo arrivare anche a generare dei musei automatici, quindi quello che si diceva prima, piccoli musei locali che hanno grosse problematiche di sostenibilità dove devono richiedere la frequenza del personale, le tecnologie
vengono incontro, per cui si può anche arrivare a spingere, a creare e a rendere praticabile un museo completamente automatico. Chiudo con un paio di esempi. Questo qui è quanto abbiamo realizzato al Museo d'Arte Moderna di Roma, al Maxi di Roma, dove attraverso la realtà virtuale abbiamo reso disponibili dei modelli architetturali che non sono disponibili per la visione diretta. Perché? Perché non c'erano gli spazi in quel periodo, stavano nei magazzini, per cui chi voleva vedere e poter usufruire in modalità immersiva di questi beni, li abbiamo resi disponibili in queste modalità. Ora vi faccio vedere un breve filmato come abbiamo sempre al Maxi utilizzato le tecnologie per interagire col frequentatore. Bene, chiudo l'intervento, quindi ricapitoliamo. Chi è Municipia? Municipia interviene e affianca gli enti nell'ambito dei loro interventi. Non siamo dei puri fornitori di tecnologia, ma ci vogliamo mettere al fianco delle amministrazioni per realizzare i progetti, per erogare servizi secondo logiche di sostenibilità nel tempo e interventi dove ci crediamo talmente tanto che siamo anche nella condizione di partecipare direttamente nell'ambito degli investimenti. Siamo anche un'azienda del territorio perché abbiamo più sedi in Sardegna, ne abbiamo 2 a Cagliari e una a Sassari, per cui questi sono i nostri riferimenti. Veniteci a trovare, grazie e a Sibiri.